Buonasera e benvenuti all'edizione pordenonese del telegiornale di Telefriuli. Parliamo di sicurezza. Nel Friuli occidentale arrivano nuovi agenti di polizia, ma per i sindacati non sono ancora sufficienti. Arrivano nuovi agenti per la questura di Pordenone, ma i numeri sono come al solito risicati. Su 2.952 poliziotti che saranno mobilitati in tutta Italia tra luglio di quest'anno e aprile 2020, saranno in 15 quelli destinati al Friuli occidentale. Stessa cifra insomma dell'ultimo arrivo, un anno fa. Numeri che soddisfano solo in parte il sindacato FSP Polizia di Stato. In questo momento Pordenone sta soffrendo quella carenza di personale che ha messo in luce anche il Ministro. Sono contento che si sia ricordato di noi, spero che con i prossimi trasferimenti che avverranno a dicembre per questa motivazione riesca a mandare a Pordenone un numero di persone congruo a quello che è da qua a 5 anni i 3/4 di poliziotti che andranno in pensione, e quindi dovranno essere per forza rimpiazzati, se no dovremmo aspettarci la chiusura della questura di Pordenone. I 30 arrivi totali inoltre non bastano a compensare i 49 addii, motivo per cui anche i consiglieri regionali Conficoni e Bolzonello hanno sottolineato come continui la carenza di uomini a Pordenone. C'è da tenere in considerazione anche questo fatto che ora, oltre alla repressione dei reati comuni che avvengono costantemente in città, lo vediamo nelle conferenze stampa, ogni giorno si mette le manette a qualcuno, dobbiamo fronteggiare anche questo grave problema, cioè quello di rimpatriare queste persone o semplicemente di riaccompagnarle in centri di accoglienza. Questo però è un grave danno alla questura di Pordenone, perché il personale che deve partire da Pordenone si allontana dalla città per 1 o 2 giorni, e quindi abbiamo 2 uomini in meno ancora nella nostra città. Inoltre è arrivata la conferma che l'età media degli agenti pordenonesi si attesta sui 50 anni, valore tra i più alti a livello nazionale. Domani, a partire dalle 14:30, i dipendenti dei punti vendita di Sacile, Monfalcone e di Mercatone 1 manifesteranno davanti alla sede udinese della Regione.